La prima domenica della festa di San Calogero ad Agrigento, la processione della statua del Santo, il rito del lancio del pane e dell'arrampicata. Davide Saglia. La prima domenica di luglio, come tradizione, anima la processione di San Calogero, un rituale irrinunciabile per tanti agrigentini che, nonostante il gran caldo, hanno tributato al popolare Santo Nero tanta partecipazione e tanta devozione. Ieri a mezzogiorno, dopo la messa del mattino al santuario, c'è stata la prima uscita del veneratissimo santo. Tanti i fedeli che hanno seguito il simulacro di San Calogero per le vie principali della città, attraverso il centro storico portato a spalla dai devoti. Pur non essendo il patrono San Calogero per gli agrigentini, è come se lo fosse, e lo testimonia lo straordinario coinvolgimento popolare, anche se spesso l'attaccamento al santo va oltre la devozione religiosa. Dopo la sosta dinanzi al santuario dell'Addolorata, in serata San Calogero ha ripercorso le strade del centro sul carro trionfale adornato di fiori e luci. Poi al Viale della Vittoria, la parte conclusiva della processione, con i tradizionali fuochi d'artificio accompagnati anche da qualche fischio, poiché giudicati uno spreco in un momento di magra per le casse comunali. In tarda serata, infine, il rientro al santuario del simulacro, accompagnato dai tamburinara. Adesso, in riferimento alla festa di San Calogero ad Agrigento, ascoltiamo Lello Casesa, già tra i promotori appena pochi giorni addietro di un dibattito in tema presso la Biblioteca Comunale di Agrigento. Al microfono di Davide Saglia. Ieri, prima domenica di San Calogero, una tradizione che si è rinnovata con tanta fede, tanta devozione e tanta partecipazione da parte dei fedeli. Sì, tantissima gioia da parte degli agrigentini che non vogliono naturalmente rinunciare a questa straordinaria manifestazione di popolo, di fede, di devozione, una partecipazione intensa anche nel recupero della tradizione antica del lancio del pane, nel rispetto sacro e spirituale della festa, e un particolare grazie, a mio avviso bisognerebbe veramente rivolgerlo ai portatori. Hanno dimostrato grande equilibrio, tanta responsabilità, tanto amore e devozione nei confronti di un santo e di una festa che gli agrigentini continuano ad amare sempre di più.